Signor Ministro, una poltrona a Palazzo Balbi per far girare le cose. Beh, direi che è una grande opportunità che ci ritroviamo ad avere. Dobbiamo rispettare la volontà dei cittadini, attendere fino in fondo questa indicazione che i cittadini daranno dopo il 28 e 29 marzo, ma soprattutto noi vogliamo candidare con questo slogan prima il Veneto come regione ad essere la prima regione a testare il federalismo fiscale, a testare quella giusta dose di autonomia che noi ci meritiamo. Molte perplessità lei ha sollevato per un'eventuale centrale nucleare in Veneto. No, io ho semplicemente espresso una considerazione che le ripeto, ovvero che il Veneto è molto ricco di insediamenti umani e quindi c'è poco spazio. Dove c'è spazio ci sono aree ad alto valore ambientale e stiamo discutendo di virtualità totale, visto e considerato che anche tutt'oggi nessuno sa se il Veneto sarà candidato ad avere una centrale. Nel momento in cui ce la proporranno valuteremo, però per quel che mi riguarda la vedo difficile. Che valore ha la riforma Gelmini per la scuola, soprattutto riferita all'agriturismo qui nel Veneto? Beh, siamo di fronte a una scuola che cambia appello, una scuola che è più in linea con i dettami del mercato, una scuola che pensa di più al mondo del lavoro. Ovviamente hanno contestato questa nostra riforma, ma noi la sosterremo fino in fondo. Lotta all'OGM, lei non mangerà mai la polenta modificata geneticamente? Beh, sarebbe grave, anche perché io sono convinto che gli OGM sono innanzitutto l'emblema di quello che non è sicuro, visto e considerato che il mondo scientifico non ci certifica l'unanimità e la sicurezza. Dove si coltivano OGM i contadini non guadagnano di più, dove si parla di OGM i poveri si consumano cibi OGM, i ricchi quelli biologici. E soprattutto dove c'è l'OGM il seme, che è il vero valore dell'agricoltura, va in mano alle multinazionali. Le prime tre cose che farà quando sarà a Palazzo Balbi? Beh, direi sicuramente il federalismo fiscale e l'autonomia, che è la prima nostra missione, e poi pensare a questo Veneto che dovrà recuperare la sua competitività in materia di posti di lavoro, in materia di servizi da erogare ai veneti. Abbiamo ancora il 30% di strade in meno rispetto alla media nazionale e ovviamente la sicurezza, quella sicurezza che ognuno di noi dovrà avere. Lei è d'accordo con il Ministro Maroni per il permesso di soggiorno a punti? Beh, Maroni è un grande Ministro dell'Interno e sta dimostrando anche con quest'ultima iniziativa di avere azzeccato l'obiettivo, ovvero il permesso a punti darà più tranquillità agli immigrati per bene e meno tranquillità a quelli che vengono qui per fare altro piuttosto che lavorare. Grazie.